Franco Sulli, consigliere regionale della Lega Nazionale Dilettanti, che sensazione hai avuto dall'assemblea delle società? Beh, insomma, la sensazione è che quando ci sono 34 società su 38 è già un bellissimo risultato. Mi è piaciuto molto perché comunque è stato un dibattito, un confronto vivace, dove sono emerse cose positive, cose che magari non funzionano tanto, ma è giusto metterle al centro e quindi lavorarci sopra e cercare di risolvere tutti i problemi che ci sono. Il presidente Canciani ha elogiato pubblicamente il lavoro che stai facendo in questi anni, l'Hall of Fame, il calcio femminile, il calcio giovanile. Fammi una sintesi di questi 3 argomenti. Ma allora, la sintesi è: l'Hall of Fame significa, per come la vedo io, la memoria storica del nostro movimento, del nostro campionato, e quindi dare valore attraverso il web, attraverso quindi quello che adesso si usa di più, a tutti i personaggi che hanno fatto grande il campionato carnico, siano essi dirigenti, giocatori, arbitri, tutto quelli che insomma fanno parte di questo movimento. Il senso poi del calcio femminile è legato al fatto che ci sono parecchie ragazzine che hanno voglia di giocare a pallone e che invece non possono farlo perché non si capisce, io non capivo il perché, non si può dare a queste ragazze la possibilità di praticare uno sport come fanno per tanti altri sport che oggi invece non si riesce a fare. Il progetto ha lo scopo di dare visibilità e la possibilità a queste ragazze di praticare lo sport di cui hanno passione. E per questo ci sarà anche questo torneo, no, in estate ad Ampezzo. E per questo ci sarà questo torneo di rappresentative, perché purtroppo qui nella nostra zona non abbiamo squadre femminili, ma contiamo attraverso questo progetto che ho spiegato oggi di poter avere più squadre del calcio femminile a partire dalle più piccole e poi crescere e dare un contributo anche a livello regionale per quello che riguarda poi rappresentative o campionati a livello regionale, perché l'obiettivo è poi cercare di sviluppare questa attività del calcio femminile su tutta la regione e noi facciamo la nostra parte qui sul nostro territorio. A proposito di rappresentative di calcio giovanile, c'è un torneo che ovviamente a te non può che stare particolarmente a cuore, no? Ma sì, diciamo che quando il Villa Santina, che è quello che un po' mi ha cercato per organizzare questo torneo a seguire di quello che è il torneo delle colline carniche, io gli ho detto: ma perché non facciamo un torneo chiamando anche quelle zone di italiane dove noi siamo stati protagonisti, vuoi con la protezione civile, vuoi con quella rappresentativa che è andata a Sarnano a fare questo incontro con la rappresentativa appunto di laggiù. E così è partita questa cosa qui. Abbiamo già avuto la disponibilità sia della selezione delle Marche, quindi Sarnano e comuni vicini, che dell'Emilia per venire il 7 giugno a questo torneo. Io penso che questa fine settimana sarà il 6, ci sarà la parte, diciamo, parliamo di giugno? Se parliamo di giugno, il 6 sabato la parte istituzionale, quindi con un incontro presumibilmente a Villa Santina, dove si parlerà un po' del calcio e del ruolo del calcio in queste situazioni di difficoltà che ci sono a seguito di questi eventi, no? In questo caso il terremoto, e domenica ci sarà questo quadrangolare con la nostra rappresentativa Under 15 con una selezione rappresentativa del Gemonese e queste 2 selezioni di Emilia e Marche. Torneo che sarà intitolato a Luciano Sulli. Cosa ha lasciato tuo fratello nel mondo del carnico e della carne in generale? Allora, Luciano è stato protagonista, parliamo del carnico, fin da piccolo, perché si è fatto tutto il settore giovanile, in particolare a Cavazzo, come me, come altri, perché noi avevamo il campo a Verzenis, e quindi lui è cresciuto, ha fatto tutto il settore giovanile, è andato a giocare a Tolmezzo nella Virtus, poi è tornato a Verzenis, insieme al nostro gruppo ha vinto il campionato dell'83
poi è stato allenatore delle categorie giovanili, è stato presidente della società, insomma ha fatto, diciamo, tutto quello che è possibile fare nell'ambito sportivo calcistico del nostro territorio. Poi dal punto di vista invece lavorativo, oltre ad essere forestale, quindi essere stato responsabile del settore forestale qui a Tolmezzo, è stato direttore regionale della protezione civile proprio in quel periodo dove c'è stato il terremoto a Sarnano, quindi parliamo del 2016, quindi 10 anni anche del terremoto di Sarnano, dove lui ha chiesto, oltre a costruire la scuola elementare lì di Sarnano, anche di fare questo scambio, no, con questa rappresentativa canica, con la rappresentativa di Sarnano, proprio per far sentire la vicinanza del nostro popolo friulano già colpito dal terremoto nel 76 nei confronti di quelli che lo avevano subito proprio nel 2016. Quindi una figura, diciamo, che ci sta bene in questo contesto qui. Ci sta perfettamente.